Comunicato violenza e antidiscriminazione. La società informa i genitori delle squadre partecipanti al gioco che ogni comportamento discriminatorio e ogni atto di violenza spetterà all'interno del fuori dell'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e penali in danno alle iscritte società. Si introdotto pertanto lo spettatore presente ad un comportamento legale all'azione dello sport. La Sandro Abate vuole allungare la sua striscia di vittorie, ma l'L84 dal suo canto vuole prendersi il secondo posto in solitaria. Buon pomeriggio dalla Pala del Mauro di Avellino, siamo in diretta sul canale YouTube della divisione calcio A5 per il recupero della nona giornata tra Sandro Abate e dell'L84 Torino. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, la gara non fu giocata per la scomparsa improvvisa del vicepresidente irpino Jean-Philippe Melillo. E noi andiamo alla lettura delle formazioni con la Sandro Abate che deve rinunciare a Gennaro Galletto che si è infortunato nella gara contro il Sala Consilina di giovedì. Basile va con il numero 1 Vitiello, 98 Ducci, 12 Loconto e 2 Galletto che non c'è, 3 Venezia, 6 Botta, 8 Victor Mello, 9 Pastorello, 10 Abate, 11 Alex, 16 Di Luccio, 22 Everton, 77 Dimas, 93 Lolo Suazzo. Risponde la L84 senza Van der Salas, numero 22 Tondi, 28 Caiche Rodriguez, 5 Rescia, 6 Tuli, 7 Fortini, 8 Sicheira, 9 Liberti, 10 Iosico, 13 Braga, 17 Cuzzolino, 21 Murilo Schiocchet, 27 Lorenzo Ezzi, 80 Mattia Raguso. Allenatore Diego Rios, il primo arbitro. Sono inquadrati dalla regia Francesco Sgueglia della sezione di finale Emilia, il secondo Matteo Ottaviani della sezione di Trieste, il crono sarà diretto da Elio Simone della sezione di Napoli. Quindi tour de force per le due squadre con la Sandro Abate, come abbiamo raccontato qui giovedì nella vittoria contro lo Sporting Sala Consilina, l'84 che invece venerdì ha pareggiato al Palasele contro la Feldieboli e dopo neanche 48 ore torna in campo per il recupero della nona giornata. Quindi si delineerà la classifica al netto ovviamente delle gare di riposo, perché ricordiamo che quest'anno la massima serie è a 15 squadre. Foto di rito intanto per entrambe le compagini. Sandro Abate che poi martedì tornerà in campo anche per la Coppa Divisione nel derby contro la Feldieboli. Parlavamo dell'infortunio di Gennaro Galletto all'occhio, infortunio anche un po' alquanto strano, che si è fatto male nell'esultanza del 3-2 con il suo compagno Victor Melle, quindi grave perdita per la Sandro Abate. Gennaro Galletto che è stato MVP contro
la squadra di Conde, autore della doppietta decisiva che ha indirizzato la partita verso gli Irpini di Piero Basile. E noi ci prendiamo un minuto per osservare, un minuto di raccoglimento in memoria di Pietrangeli. Torna Tondi tra i pali per la L84 con Rescia, Cuzzolino, Tuli e Iosico a completare il quartetto del tecnico Rios. Ducci, Victor Mello, Alex, Everton e Abate invece per Basile. Tutto pronto, si attende solo il fischio da parte di Sgueglia. Tondi grande ex insieme a Lorenzo Ezzi di giornata, sfida in famiglia con Lolo Suazo. Parte Sandro Abate, L84 Torino con il primo possesso dei piemontesi, con Cuzzolino che intercetta, viene intercettato da Abate, ancora l'argentino. E poi Tuli sbaglia, colpo di testa di Everton, palla che termina fuori. C'era stato un contatto su Victor Mello, ritenuto regolare da parte dell'arbitro e quindi rimessa per l'L84. Iosico. Tuli. Per la corsa di Cuzzolino, passaggio arretrato, ma c'è stata una deviazione, quindi rimessa per squadra ospite. Iosico. Cuzzolino. Per Tuli si scontra con Victor Mello, rimessa ancora per la L84 che venerdì ha pareggiato 1-1 sul campo della Feldi con il vantaggio di Iosico con dell'ex, poi il pareggio di Lavrendi. Cuzzolino, Maxi Rescia, Iosico sollecita Tondi che avanza, un po' di spazio il numero 22, alza la testa, cerca e trova Maxi Rescia che ci prova col destro, palla rimessa laterale, era un po' complicato, ci ha provato Rescia. Abate, Ducci, grande protagonista nella sfida contro lo Sporting. Sbagliato qui il lancio l'ex giocatore della Roma 1927, ma la palla era uscita già in precedenza e quindi sarà rimessa in zona d'attacco per l'L84. Tuli, Cuzzolino, suola ma non calcia, viene fermato da Everton, occhio che ci Abate, ancora Everton avanza, l'assist per Alex, interviene Cuzzolino che legge le intenzioni del brasiliano, occasione potenziale per la Sandro Abate, c'era Abate totalmente da solo, Everton ha preferito allungare il passo. Cuzzolino, Tuli, intercetta Victor Mello ma la palla passa, contatto tra Abate e Cuzzolino, fallo del numero 10 Irpino e cartellino giallo per Abate, primo fallo e primo giallo del match. Dopo 1 minuto e 9 secondi entra Francesco Liberti per questo calcio di punizione. Rivediamo l'intervento di Abate in ritardo sull'inserimento, sempre con i tempi giusti di Leandro Cuzzolino. Sulla sfera ci sono Iosico e Cuzzolino, un po' più staccato Tuli.
Ai limiti dell'area di rigore c'è Liberti, si staccano Cuzzolino e Josico, parte Tuli che va da Cuzzolino, palla sul fondo, simile allo schema di venerdì scorso contro la Pirossigeno. Cuzzolino va vicino al gol dell'1-0. Everton, Alex, spalle alla porta, lotta con Maxi Rescia e quindi abbatte. Salta Cuzzolino che lo atterra, fallo di Cuzzolino. Arriva il primo fallo anche per l'L84 con la gran giocata di Abate. Rivediamo l'1 contro 1 in banda. E poi calcio di punizione è stato battuto, la recupera Tondi. Josico perde il duello con Everton che vuole aprire il sinistro, murato dallo stesso Josico, poi Tuli completa il rinvio e Alex ricomincia da Ducci. Pressato da Tuli, lancio di Ducci con il destro, colpo di testa di Rescia, Abate in possesso, spalle alla porta, riesce a trovare la deviazione dell'altro numero 10 di giornata, Josico, rimessa per la Sandro Abate. Iniziano a muoversi le due panchine. Victor Mello, Abate, Everton controlla, perde poi il duello con Josico, poi Alex ferma Tuli, l'ultimo tocco dello spagnolo, rimessa per la squadra ospite. Cuzzolino sollecita Tondi, avanza il numero 22 che ha un po' di spazio, ancora Tondi che non viene pressato, allora carica il destro, la respinta di Ducci, occhio che la porta è vuota, ci prova Ducci, colpo di testa di Cuzzolino. Doppia occasione per entrambe le compagini, prima il destro di Tondi che ha avuto tutto il tempo per caricare il destro, la parata di Ducci che poi a sua volta ci ha riprovato, voleva approfittare della porta temporaneamente sguarnita della L84. Colpo di testa di Cuzzolino che aveva letto la situazione e quindi Alex. Victor Mello in area di rigore sbaglia, occhio, Josico per il gol di Maxi Rescia, 1-0 per la L84, errore in uscita della Sandro Abate. Josico ha atteso l'arrivo da parte di Maxi Rescia che fa 4 in campionato, sblocca il punteggio, 1-0, si rompe il ghiaccio qui al Pala del Mauro. L'intercetto da parte di Ezzi che era appena entrato in campo, Josico aspettato l'arrivo di Rescia che non ha sbagliato e ha sbloccato l'incontro. È entrato Dimas insieme a Lolo Suazo per Piero Basile, anche Di Luccio, triplo cambio per il tecnico irpino. Dimas cambia anche per Rios con Liberti Fortini, intanto Lolo Suazo con la respinta di Tondi completa il rinvio. Fortini ci ha provato, Lolo Suazo, Alex non intercetta, non la tiene lo spagnolo, rimessa L84. Tondi, Fortini, Liberti, si accentra, non c'è fallo di Di Luccio, transizione della Sandro Abate, la palla è per Lolo Suazo che non sbaglia, 1-1, il pareggio immediato della Sandro Abate con il pareggio di Lolo Suazo che fa 7 in campionato. Arriva subito la risposta della squadra di Basile con l'intervento giudicato regolare dagli arbitri di Luccio su Liberti, l'assist per Lolo Suazo che non ha sbagliato davanti a Tondi. Liberti, Fortini, si inserisce Ezzi, non c'è fallo di Alex.
e quindi è durato 45 secondi il vantaggio dell'L84. Giocata qui di Alex Di Luccio. Lolo Suazo, Alex di prima, cerca e trova Dimas, altro grande protagonista giovedì contro lo Sporting. Riparte l'L84 con Liberty, intercetta Alex, quindi Dimas, Lolo Suazo, Di Luccio, palla per Alex che tenta il tocco sotto, Tondi. Parata distinto del numero 22 che evita il 2-1, che occasione per la Sandro Abate che ha reagito benissimo allo svantaggio. E poi ci prova Di Luccio, palla sul fondo, che bella partita qui al Pala del Mauro. Rivediamo l'occasione per Alex che ha tentato lo scavetto, Tondi ci ha messo la mano sinistra, ha detto di no, tanto il lancio di Fortini, la mette giù, Braga che lotta, alla fine Ducci lo anticipa, Dimas in banda contro Liberty, lo salta Dimas, va via il 77, poi Di Luccio viene anticipato da Siqueira appena entrato in campo. Ci prova Lolo Suazo, palla alta sopra la traversa e quindi Tondi, lancio lungo, Ducci lascia scorrere, rimessa dal fondo dalla parte opposta. Alex, Dimas, salta Braga ma non salta Cuzzolino, poi Siqueira senza badare allo spettacolo la mette fuori. Ducci, Lolo Suazo, botta, appena entrato in campo, Dimas, Lolo Suazo calcia direttamente in porta, aveva visto Tondi ai limiti dell'area di rigore, sinistro murato. Lolo Suazo cerca e trova Di Luccio sul fondo, occasione per la Sandro Abate. Rivediamo con lo sguardo, lo ha cercato e lo ha trovato Lolo Suazo, piattone alto di Antonio Di Luccio. Riparte l'L84 con Liberty, ancora Braga che si gira e calcia, murato da botta, e poi Lolo Suazo completa il rinvio, rimessa L84. Siqueira, Tondi, avanza ancora il numero 22, un po' di spazio, Fortini mette giù, ancora Siqueira, intercetta Di Luccio, poi Lolo Suazo non la gioca bene, quindi rimessa. Per l'L84 si stacca Liberty, viene servito Siqueira in area di rigore, non riesce a calciare il numero 8, occasione potenziale per l'L84, rimessa per Ducci, 13:43 da giocare, 1-1 il punteggio, botta e risposta tra Rescia e Lolo Suazo. Viene fischiato il fallo a Siqueira su Di Luccio. Punizione per la Sandro Abate, fallo numero 2 tra le proteste della panchina della L84, movimento di Di Luccio, colpo di testa, Braga intercetta e anticipa botta, Tondi in avanti, ci prova Lolo Suazo al volo, poi Tondi si complica un po' la vita, alla fine riesce a rientrare e a bloccarla. Liberty, avanza l'ex giocatore della Feldieboli, Fortini, Braga, Liberty, doppio passo, lotta con Dimas, va via Liberty, palla sul fondo, ci ha provato lancio troppo lungo di Ducci,
Siqueira. Cuzzolino rischia un po', Lolo Suazo! Che occasione per la Sandro Abate! Ancora con il suo numero 93. Giocata qui di Braga, fallo di Botta. Arriva il secondo fallo anche per la Sandro Abate. 12:46 da giocare. Poco fa la grande occasione per Lolo Suazo. Rivediamo l'errore di Cuzzolino. Lolo Suazo legge e calcia, però dritto per dritto non riesce a centrare la porta. Si salva l'84. Ora siamo già dalla parte opposta. Calcio di punizione, c'è Cuzzolino sulla sfera. Parte il 17 che calcia in porta. Ducci, poi Siqueira, la palla resta lì e Braga sul fondo. Occasione per l'84. Lotta qui di Lucio e quindi Tondi. Braga fa correre Josico, a spazio il 10 che apre il destro, palla che lambisce il palo. Altra chance per la squadra di Rios. Rivediamo il destro insidioso, non lontanissimo dalla porta di Josico. Entrato in campo anche Abate per Basile, quindi Everton cerca e trova Dimas che la tiene in campo, poi tenta la giocata su Josico che lo firma. Tuli, Cuzzolino, Josico, Tondi, avanza e scucchiaia male per Cuzzolino, anche impaurito dallo scadere dei 4 secondi. Abate, Rescia intercetta, l'ultimo tocco è di Alex, rimessa l'84. Rescia, l'autore del momentaneo 1-0. Tanto Tondi cerca e riesce, era buona l'idea. Alex la sporca quanto basta. Rimessa, credo laterale, Parente, quasi un calcio d'angolo per il team di Rios. Tuli alla battuta, si muove Cuzzolino, viene servito. Calcia col sinistro, sporcato da Abate. Corner per l'84 che guadagna qualche metro. La blocca Ducci, poi Rescia sulla ribattuta, il guizzo del 5 non è riuscito ad inquadrare la porta. Rivediamo l'angolo di Tuli, non la tiene Ducci e Rescia sotto porta non riesce a fare 1-2. Everton, Abate, spalle alla porta, lotta con Tuli, alla fine perde palla, occhio a Rescia, quindi Tuli ricomincia da Josico, ancora Tuli, Cuzzolino, Tuli, in buca, Josico, Rescia, Tuli, Cuzzolino, cerca spazi, l'84, Josico, 1 contro 1 con Everton, lo salta ma rientra in orizzontale per Tuli. Possesso prolungato alla ricerca di spazi, tanto intercetta Abate che anticipa Rescia e quindi Everton, fallo di Josico. Con Rescia che aveva trovato la porta ma il gioco già era stato fermato da Ottaviani e arriva il terzo fallo della L84 a 10:50 dal riposo. La tiene Alex, giocata qui di Abate che rischia un po'. Cuzzolino, ancora il 17, sempre a duellare con Abate. Tondi, calcia Cuzzolino, palla deviata, calcio d'angolo per
l'L84. Guzzolino respinge Alex che poi la tiene, riparte. Everton tenta una giocata, non gli riesce. Rimessa. Gioco un po' spezzettato in questa fase dopo un inizio super con 2 reti e tante occasioni da ambo le parti. Ducci. Lolo Suazo, Alex, mezzo a 2, scappa. Ancora Alex. Poi viene fermato, ma vince il duello con Rescia. Victor Mello non riesce a calciare. Azione insistita dello spagnolo. Gran giocata dell'ex giocatore del Barcellona. Poso Murcia. Anticipato Lolo Suazo. Tenta di ripartire. Altra sfida in famiglia anche tra Lolo Suazo e Josico, non solo tra Lolo Suazo e Tondi. Quindi argomento nell'argomento. Sfida nella sfida. Tondi. Colpo di testa di Rescia, la tiene Ducci. Alex, Everton rischia un po' sull'attacco di Rescia, poi chiude un triangolo molto velenoso. Alla fine la palla resta lì, non c'è nulla. Lancio di Ducci, a spazio Alex che carica il destro. Guzzolino, anzi Liberti, capisce tutto e ferma l'intenzione di Alex. Poi Lolo Suazo sul fondo. Ha provato ancora lo spagnolo dalla distanza. Rescia, Liberti, Rescia. Ancora Lolo che anticipa Ezzi. Alex da solo contro 4. Quindi Alex ancora. Victor Mello. Lolo Suazo. In buca perfettamente per Alex, raddoppiato, ancora Alex che la tiene, lotta, non c'è fallo, riparte Liberti, occhio a questa transizione, va via Liberti, carica il sinistro, sul fondo, chance per Francesco Liberti che ha letto tutto, è ripartito, ha provato il sinistro. Alex, Lolo Suazo, giocata dello spagnolo, Tondi. Oggi è scatenato Lolo Suazo, impatto devastante in questi primi 12 minuti, ancora lui a impegnare l'estremo difensore della L84. Raguso sbaglia, ancora Lolo Suazo, Tondi. Rivediamo, questa è la giocata precedente su Fortini, la respinta di Tondi e poco fa ci ha riprovato lo spagnolo, ancora Tondi attento su una conclusione molto violenta dopo aver recuperato palla su Raguso. Intanto Tondi, palla sulla traversa, si salva la L84, che occasione! Dopo la parata di Tondi rivediamo il calcio d'angolo, la battuta di Lolo Suazo, Alex per Dimas, Tondi si aiuta con la traversa, poi bravo su botta, vicinissimo al 2-1, la Sandro Abate. Lolo Suazo colpisce Liberti, riparte il numero 9, sovrapposizione di Fortini, salta Lolo Suazo, non c'è fallo secondo Ottaviani, e quindi Alex, Dimas, Lolo Suazo per il movimento di botta che prova il destro, era un po' complicato. Rimessa per Tondi. Liberti. Ezzi. Liberti. Fortini.
Lolo Suazo recupera la sfera, va via il 93, calcia, Tondi in spaccata, dice di no. Ancora pericoloso Manuel Maria Martinez. Suazo, botta, Dimas, Di Luccio, Lolo Suazo, Di Luccio, Ducci, Dimas, Lolo Suazo, botta di prima, ottima giocata della Sandro Abate. Tondi deve uscire per fermare l'incursione di Luccio. Dimas, Di Luccio, Dimas scappa via e serve botta, si fa vedere Di Luccio, ma si riparte da Ducci. Oh, complicato questo passaggio di Ducci. Rimessa L84. Braga, Cuzzolino, Josico, intercetta Everton. Con l'esterno Josico riparte da Tondi, cerca Cuzzolino ma non lo trova, passaggio lungo di Fabio Tondi. Ducci elude l'intervento di Braga, poi calcia via, anche un po' impaurito dalla pressione dell'ex giocatore della Feldieboli. Cuzzolino, Raguso, Braga, Josico, Josico ancora, Cuzzolino, Raguso, Braga, col tacco, cerca e trova Cuzzolino! Che occasione per la L84! Situazione manovrata, il tacco splendido di Braga per Cuzzolino, che schiaccia troppo il destro. Lancio di Ducci, Everton riesce ad agganciare ma non a giocarla sulla pressione di Raguso. 5 minuti 8 secondi al termine del primo tempo. Raguso non trova Braga, riparte Galletto, Dimas, botta, Dimas sbaglia, occhio a Cuzzolino che va via, poi Dimas rinviene, fallo del numero 77 che stende Cuzzolino. Punizione per l'L84, le proteste della squadra di Rios. Cartellino giallo per Dimas, ha perso una palla sanguinosa. La panchina dell'L84 voleva il cartellino rosso per il numero 77. Sfida tra 77. Ha perso una brutta palla Dimas su attacco del 17 argentino in maglia gialla. E quindi secondo giallo del match per la Sandro Abate. Dopo Massimo Abate anche Dimas entra nella lista dei cattivi del duo Sgueglia-Ottaviani. Punizione dal limite molto pericolosa e invitante per l'L84. Intanto richiamo da parte di Sgueglia alla panchina piemontese. Cuzzolino,
Calciatuli, la palla resta lì, ancora Cuzzolino, murato da Victor Mello, rientra Rescia, rivediamo il destro di Tuli addosso ad Alex, poi Victor Mello respinge l'assalto di Cuzzolino che resta lì, squadra ospite, ancora Cuzzolino alla battuta, torna da Tondi, Cuzzolino di testa, la mette fuori Botta, poi Braga, la palla resta lì, deviazione di Botta, che occasione, L84. Colpo di testa di Cuzzolino, Botta respinge, poi il destro di Braga, ancora Botta. Ad opporsi Cuzzolino col sinistro, palla che resta lì, ancora Josico all'indietro da Tondi. Momento ora favorevole alla L84, Cuzzolino non riesce a servire Braga, ostacolato in maniera regolare da Victor Mello e arriva il primo time out di questo primo tempo, chiamato da Piero Basile. La prossima settimana la L84 ospiterà il Saiva Testa Mantova, mentre la Sandro Abate sarà ospite del Global Work Capurso per la giornata numero 12. Tanto rivediamo le reti, questo è lo 0-1 con Ezzi che recupera palla, Josico aspetta Rescia che fa 0-1, poi è arrivato il gran gol di Lolo Suazo con Di Luccio che recupera palla, non c'è fallo su Liberti secondo gli arbitri, l'assist per Lolo Suazo che non ha sbagliato davanti a Tondi, ha impattato. Dopo 40 secondi il punteggio, poi tantissime occasioni sia per la Sandro Abate sia per l'84. Il risultato recita 1-1. Sandro Abate che martedì tornerà in campo contro la Feldi per la Coppa Divisione e poi sarà impegnata sul campo del Capurso. E l'84 invece, come abbiamo detto, ospiterà la squadra lombarda della Saiva Testa Mantova. Poi dopo la 12ª giornata turno di riposo e si tornerà in campo dopo Natale. Sarà l'amichevole dell'Italia pre-europeo il 21 dicembre a Genzano. Intanto qui c'è l'errore, occhio Josico che la porta è vuota, l'assist Cuzzolino! Altro errore in impostazione della Sandro Abate, Cuzzolino non perdona questa volta. Al 16esimo l'84 torna in vantaggio. Rivediamo intercetto di Josico, ancora lui a fornire l'assist, questa volta per il gol di Cuzzolino. Alex, Victor Mello, ancora Alex, giocata di Victor Mello, recupera palla Braga che carica il destro, Ducci si distende e dice di no. Rivediamo altro errore della Sandro Abate, calciato forte Braga, non troppo angolato, Cuzzolino, anzi Liberti, ora Rescia. Tondi, Liberti, imbuca ma non trova Braga. Lolo Suazo, Abate sbaglia, Liberti sul fondo. Ducci, lancio lungo per Abate, troppo lungo, rimessa L84 che ora conduce il gioco per 2-1, poco fa la rete di Cuzzolino, 7° gol in campionato per l'argentino. Tondi,
Rescia, colpo di testa di Victor Mello, la palla resta lì, occhio a Liberti, Ducci si oppone al numero 9, altra occasione per Liberti. Alex abbatte, tenta la giocata su Tuli, ultimo tocco del numero 6, rimessa Sandro Abate che resta lì. Il sinistro ancora di Lolo Suazo che colpisce Josico, altra rimessa nella stessa zona per Massimo Abate. 2:47 al termine di questo lungo primo tempo. Abate, Victor Mello, alto, provato Victor Mello. Intanto rivediamo l'occasione per Liberti, ci ha provato con un morbido tocco sotto, tanto colpo di testa di Tuli, era un po' complicato, rimessa per Ducci. Va via intanto Alex, fermato da Liberti, tutto regolare secondo Sgueglia. Rimessa per Tondi. Josico. In avanti Rescia per Liberti, il tocco sotto, traversa di Liberti. Ancora Liberti, ancora Ducci. Abate, Alex, Victor Mello. Alex, Lolo Suazo, doppio passo, cerca e trova Alex che si gira e calcia. Palla fuori. Josico trova la deviazione di Alex. Tanto rivediamo la traversa di Liberti che questa volta ha alzato il tiro. E poco fa la grande occasione per Alex di impattare il punteggio. Tondi. Calcia! Ducci. Continua la sfida tra i due portieri. Tanto rivediamo l'occasione per Alex, si gira in un fazzoletto, cerca il primo palo, palla che lambisce il montante. Calcio d'angolo per la L84, 69 secondi al termine del primo tempo, 1-2 per squadra ospite. Cuzzolino, Tondi sbaglia. Tanto richiamo alla panchina Irpina per Sgueglia. Alex, Lolo Suazo, Alex, non ci arriva Dimas, ostacolato da Rescia. Cuzzolino, Tuli non riesce nel tocco per far correre Fortini. Siamo entrati nell'ultimo giro di lancette di questo primo tempo che recita 2-1 L84. Decide fin qui un gol di Cuzzolino dopo il botta e risposta tra Rescia e Lolo Suazo al terzo minuto del primo tempo. Alex sbaglia qui Lolo Suazo, regala la palla a Cuzzolino che fa sistemare la sua squadra, gioca anche un po' col cronometro. Tondi sulla pressione di Victor Mello, lancio troppo lungo, riparte Ducci, vediamo se c'è un'ultima sortita offensiva. Riparte l'L84 con Tuli, intercetta Lolo Suazo, si invola il 93, Lolo Suazo la giocata e poi cerca il lob, Tondi lo conosce e lo ferma. E poi il gol di Fortini,
da un possibile 2-2 siamo passati all'1-3 della L84 con Giuliano Fortini che fa 3 in campionato. A 7 secondi rivediamo il destro mortifero di Fortini che beffa Ducci e firma il doppio vantaggio. Ospite lancia via Tondi, finisce qui il primo tempo con la L84 avanti 3-1 sulla Sandro Abate. Dopo il vantaggio di Rescia, la risposta immediata di Lolo Suazo, il 2-1 di Cuzzolino e poi quasi allo scadere, prima la grande occasione per Lolo Suazo nell'1 contro 1 con Tondi, un secondo dopo l'1-3 di Fortini. E noi ci prendiamo una pausa, ci risentiamo tra poco per il secondo tempo qui dal Pala del Mauro.
Rieccoci tornati in diretta dalla Pala del Mauro sul canale YouTube della divisione con la L84 in vantaggio 3-1 sulla Sandro Abate al termine davvero di un primo tempo molto emozionante. Riparte l'incontro con il possesso dei padroni di casa che hanno avuto la palla del 2-2 a 7 secondi dal termine con Lolo Suazo, poi transizione mortifera di Fortini che ha trovato l'1-3, doppio vantaggio, massimo vantaggio per la squadra di Rios. Tondi decisivo in quella circostanza a non cadere nel tranello di Lolo Suazo che ha tentato un pallonetto. Victor Mello, Everton di prima, palla lunga, Alex non ci arriva e quindi Tondi, Cuzzolino, autore dell'1-2. Iosico, 2 assist per lui nel primo tempo in occasione delle reti di Rescia e appunto Cuzzolino. Corre intanto il 17, non ci arriva sulla verticalizzazione di Braga, anzi di Tuli, scusate. Everton, pressato dal 6. Dimas, Alex, scucchiaia, colpo di testa di Everton che quasi si scontra con Victor Mello. Rescia non trova Cuzzolino, eccolo qui, colpo di testa del 17 che anticipa Everton. Dimas, Alex, mette in tribuna ricordiamo le assenze, quella di Galletto e Prea per la Sandro Abate, Van der Salas per la L84. Iosico non calcia, poi lo fa, ma colpisce Dimas. Tanto ha ammonito un componente della panchina della Sandro Abate, doppia ammonizione, una per Nicolà Desso e l'altra per Antonio Ferraro, ammoniti entrambi. Tasguiglia, intanto richiamo di Ottaviani a Dimas. Intercetta ancora Alex, altra rimessa, stesso posto per la L84. Cuzzolino, palla fuori direttamente da Tondi. Iosico di prima per Cuzzolino, passaggio lungo. Ducci, Everton rischia sull'attacco di Iosico e poi spazza via Cuzzolino. Everton, Alex, Dimas, Everton,
non riesce ad imbucare per Alex. Rimessa L84. Tondi in avanti, trova Tuli, colpo di testa, Ducci in corner. Primo squillo di questa ripresa per Tuli sullo splendido lancio di Tondi. Rivediamo la spizzata di Tuli. Ducci si è fatto trovare pronto. Corner. Escia. Giocata di Tuli. Addosso Everton. Rischia il giallo qui Everton in questa circostanza. Richiamo da parte di Ottaviani. Josico! Palla di un nulla sul fondo. Destro violentissimo del numero 10, vicino all'1-4. Alex. Tuli recupera e spazza via. Rivediamo il destro di Josico, davvero palla di un nulla sul fondo. Alex. Everton. Alex, i due non si capiscono. Chiede scusa allo spagnolo, suo compagno di squadra. Liberti. Fortini. Palla fuori, rimessa per la Sandrabate. Girandola di cambi per Basile, rientrano Di Luccio e Botta al posto di Victor Mello ed Everton. Di Luccio. Ducci. Torna dal 16, colpo di testa di Fortini, quindi Braga alleggerisce per Tondi. Liberti. Fortini. Braga. Fortini. Ancora Braga, giocata su Dimas. Non c'è fallo, intanto Braga ha subito un colpo all'ex Roma 1927 che si va a sincerare delle condizioni. Tutto regolare secondo Ottaviani, si ripartirà con una rimessa laterale per la Sandro Abate. Dimas che aiuta a rialzarsi Braga. Botta. Di Luccio. Imbuca per Dimas, spalla alla porta, lotta con Liberti. Occhio ad Alex, murato da Siqueira. Rimessa dal fondo. L'ultimo tocco è stato dello spagnolo. Fortini. Spalla a spalla, botta Braga. Legale. Secondo Sguiglia. Quindi rimessa Sandro Abate. Alex. Dimas. Botta. Ducci, pressione di Braga. Ducci riesce a trovare Dimas, non sguscia su Liberti che lo ferma. Colpo di testa di Botta. Di Luccio. Alex. Lotta con Siqueira. Alex. Quindi Dimas. Ancora Botta. Di Luccio. Ducci. Intanto fallo di Fortini su Di Luccio, che voleva partire dopo lo scarico a Ducci. E arriva il primo fallo di questa ripresa dell'autore dell'1-3 al termine del primo tempo. Intanto qui ha sbagliato la Sandra Abate. Si riparte da Tondi.
e quindi Liberti. Siqueira non trova Braga ma trova Botta. Alex Di Luccio di prima, Botta col destro e spinge Tondi, ci ha provato il numero 6. Lancia in avanti sbagliato, riparte Siqueira che apre il destro, palla lontana dalla porta di Ducci. Chance potenziale per la L84. Alex rischia sull'attacco di Fortini, recupera palla Braga che serve Liberti che vede Fortini, passaggio sporcato e quindi Ducci la fa sua. Lolo Suazo, Botta, Di Luccio, si fa vedere Abate appena rientrato in campo. Lolo Suazo, scucchiaia per il movimento di Di Luccio che riesce a servire Abate, ma Tondi legge tutto, anticipa il 10, riparte Braga, l'assist per Siqueira che la mette al centro ma non c'è nessuno. Rivediamo l'ottima lettura di Tondi che ha fatto ripartire il contropiede della L84. Intanto Abate viene fermato da Tuli. Rimessa per Tondi, 13:46 da giocare. Rivediamo poi lo scarico di Braga per il movimento di Siqueira che voleva Fortini, non lo ha trovato. Eccolo qui ora il numero 7 in possesso e quindi Maxi Rescia, Liberti, Maxi Rescia, Liberti, scambiano i due. Lancio del 5 per Braga, colpo di testa di Victor Mello, non ci arriva Botta, rimessa Sandro Abate, rimessa L84 scusate. Intanto rientra in campo Cuzzolino insieme a Iosico. Maxi Rescia, Tuli, Maxi Rescia, Iosico, Tondi col sinistro, spazza via, non aveva molte alternative l'estremo difensore della L84. Poi Lolo Suazo perde il duello, rimessa per la squadra ospite, 13 minuti al termine della gara, di questo recupero della nona giornata. Questa sera invece si completa il quadro. Intanto ci prova Cuzzo dalla distanza. Stasera si completa il quadro dell'11ª giornata con lo Sky Match tra Pirossigeno Cosenza e Active Network. Tanto Lolo Suazo, Maxi Rescia in stirata, mette fuori Lolo Suazo per Victor Mello, colpisce Cuzzolino, palla dalle parti di Botta. Victor Mello all'indietro da Massimo Abate. C'è Di Luccio con la maglia del portiere di movimento, quindi sarà power play per Basile che si gioca il tutto per tutto a 12:11. Eccolo qui il cambio con Dimas e Di Luccio pronti ad entrare. Giocata qui di Lolo Suazo. Eccolo qui il portiere di movimento con Alex che però non se ne è accorto e quindi deve rientrare Ducci. Lolo Suazo, Alex duella con Iosico, palla per Lolo Suazo, Tondi, grande intervento, anticipa Lolo Suazo, avanza lo stesso Ducci che ancora deve lasciare il posto a Di Luccio, scucchiaia Ducci, sbaglia l'appoggio per Massimo Abate, rimessa dal fondo per Tondi. Tanto rivediamo qui la giocata di Alex, bravo Tondi a leggere il movimento e la giocata di Alex e il movimento di Lolo Suazo. Cuzzolino, Iosico di prima per Maxi Rescia, in vantaggio Alex, rientrano Everton e Dimas, per il momento solo Everton, Dimas resta fuori. Alex sbaglia l'appoggio per Lolo Suazo.
Guzzolino vince il rimpallo, Ducci fa correre Abate, ha un po' di spazio il 10, serve Lolo Suazo. Alex, Everton, si accentra, calcia Everton, palo! Ma probabilmente l'ha toccata Tondi. Vediamo, no. Secondo l'arbitro no. Rivediamo il mancino di Everton, palla sul palo. Qualche dubbio mi resta. Sandra Abate vicino al 2-3 con la gran giocata di Everton. Lolo Suazo ancora per Alex, la mette giù. Ancora Lolo Suazo, Tondi sul primo palo. Rivediamo la giocata tra i due spagnoli e poi Tondi si fa trovare pronto sul sinistro del 93. Intanto ecco qui il portiere di movimento, c'è Di Luccio, 5 contro 4 di Piero Basile. La classica giocata, la classica mossa del tecnico pugliese. Tanto Dimas, Tondi respinge sul primo palo, palla che torna a Lolo Suazo. Alex, Everton, Alex, Lolo Suazo, Di Luccio gioca il suo primo pallone da portiere di movimento. Everton, palla che si impenna, Iosico alleggerisce per Tondi, Di Luccio torna in porta, non riesce a fare il cambio e quindi Liberti in avanti Maxi Rescia per il movimento di Tuli, perfetta la palla di Maxi Rescia per il numero 6 e quindi va da Iosico che saggiamente ricomincia, c'è ancora Di Luccio tra i pali, Tuli, Liberti, ancora Tuli, Iosico, sempre Di Luccio, non riesce a fare il cambio la Sandro Abate, continuo possesso dell'L84, Iosico, Tuli per il movimento di Liberti, la palla resta lì e si divora il 2-3 Alex. Il passaggio sanguinoso di Tuli, che occasione per lo spagnolo. Rivediamo, sinistro troppo schiacciato di Alex. Intanto eccolo qui Ducci che è rientrato in campo, anticipa Braga. Rimessa L84 che ha rischiato tantissimo sul passaggio sanguinoso di Tuli e Alex ha sbagliato sotto porta la palla che poteva riaprire in maniera ufficiale la partita, anche se sappiamo che questo sport ci regala emozioni a non finire anche quando mancano 20 secondi. Manca ancora una vita, 9-18 da giocare. Sbaglia qui Tondi, il passaggio per Raguso che lascia subito il posto a Maxi Rescia perché la Sandra Abate rischiera il portiere di movimento. Basile opta per Di Luccio, Lolo Suazo, Alex, Dimas ed Everton in campo, mentre Rios lo difende con Maxi Rescia, Iosico, Tuli e Liberti ovviamente, oltre a Tondi tra i pali. Lolo Suazo, un po' di spazio, Lolo Suazo sul fondo, ci ha provato col sinistro. Lancio di Tondi, palla che va in porta ovviamente, il gol non è valido, si riparte con una rimessa dal fondo per Ducci. Dimas lotta, però perde il duello con Iosico, con l'ausilio di Liberti, l'ultimo tocco. È stato di Dimas, secondo Sgueglia. Raguso. Liberti va via in banda, occhio a Liberti e il gol di Fortini sulla grande giocata di Liberti, il piattone del numero 7 che sbuca e batte Ducci, triplo vantaggio, L84 doppietta per Giuliano Fortini che sale a 4 gol. A 8:45, gran giocata di Liberti, piattone sinistro
di Fortini. Lolo Suazo, Everton, Alex, Everton, Alex, Lolo Suazo col sinistro, Tondi, paratissima del 22. Lolo Suazo, Alex, Suazo, Alex, Everton, Lolo Suazo, Di Luccio, Lolo Suazo, Everton, Lolo Suazo, Alex, Di Luccio, Lolo Suazo, 1-2, Di Luccio, palla sul secondo palo, non ci arriva Everton. 7:40 al termine della gara, L84 sul +3. Poco fa la doppietta di Giuliano Fortini sulla splendida giocata di Francesco Liberti. Tanto qui si gira Braga, Braga! La tiene Ducci. Chance per l'1-5. Everton, fallo di Fortini. Fallo numero 2 per la L84. Li ha commessi entrambi Fortini. Rientra Di Luccio, power play Sandrabate, numero 16 in possesso orizzontale, Alex, Suazo col sinistro, palo, anzi no, è gol. Palla nel palo dietro la porta, gran gol di Lolo Suazo che fa 2-4. Doppietta anche per Lolo Suazo. Sandrabate accorcia le distanze a 7:21, rivediamo il sinistro mortifero di Lolo Suazo. Gol numero 8 in campionato, la nostra postazione sembrava palo, invece ha colpito il montante all'interno della porta. Gran gol ancora per il 93, questa volta Tondi non ci è arrivato, Abate sul fondo e quindi la Sandrabate ci crede. 6:38 da giocare. Di Luccio, c'è un errore in sovraimpressione, mancano 7 minuti ora al termine della gara. Di Luccio, Lolo Suazo, Dimas, Di Luccio, lungo per Alex. Lancio per Liberti che non la tiene. Lolo Suazo, Everton, va via, caccia col sinistro sul fondo. Altra chance per la Sandrabate. E time out per Rios, che vuole un po' ordinare le idee per questi ultimi 6 minuti da giocare. Dopo il gol di Fortini è arrivata la rete di Lolo Suazo che ha accorciato le distanze e ha riaperto i giochi.
Termina il time out. Rivediamo intanto il gran gol di Lolo Suazo, troppo spazio per lo spagnolo. 2-4, si ripartirà con una rimessa dal fondo per Fabio Tondi. Lo tiene Braga. Rimessa Sandro Abate, rientrano Di Luccio insieme al quartetto che attacca con il portiere di movimento Everton. Lolo Suazo, ancora Everton. Lolo Suazo, sempre Everton. Alex, Lolo Suazo, Alex, Everton, Dimas e Di Luccio si divora il 4-3. Che occasione per la Sandro Abate con Antonio Di Luccio. Stazione manovrata dagli uomini di Basile. Rivediamo, non è riuscito sotto porta col sinistro a depositare la palla in fondo al sacco. Liberti sbaglia il controllo, lo attacca Alex, poi Liberti riesce da terra a spazzare via. Riparte Ducci. Everton, fallo di Braga su Everton, fallo numero 3 per la L84. Torna la girandola di cambi Lolo Suazo. Di Luccio, Alex, Di Luccio, Lolo Suazo, Di Luccio, Alex, Lolo Suazo, scambiano i due spagnoli. Everton, torna ad Alex, Dimas in area di rigore, Lolo Suazo, salva Josico e l'ultimo tocco poi è di Luccio. Altra occasione per la Sandro Abate di accorciare ulteriormente le distanze. Rivediamo, stavolta Dimas esce fuori da Lolo Suazo, bravo Josico che si mette in porta e respinge l'assalto di Lolo Suazo. Cuzzolino, Fortini, scusate. Raguso non riesce a far correre Braga. Alex, rientra Di Luccio, Dimas torna da Alex. Dimas, Alex, Lolo Suazo, Everton. 4:45 al termine. Everton, Lolo Suazo, Alex in orizzontale da Di Luccio, grande occasione poco fa per il numero 16. Di Luccio, Everton, Lolo Suazo, passaggio intercettato ma la palla arriva comunque a Di Luccio. Dimas, Lolo Suazo, in buca per Dimas, Everton addosso a Liberti, sempre Lolo Suazo. Everton, francobollato da Liberti, attaccato anche da Tuli, la palla resta lì, alla fine la recupera Di Luccio che riesce a servire Everton. Intervento miracoloso di Rescia che non permette il passaggio a Dimas che era totalmente da solo. Lolo Suazo, Dimas, Everton sbaglia sotto porta. Che occasione ancora per la Sandro Abate. Rivediamo il movimento di Everton che si sgancia bene ma calcia malissimo. Lolo Suazo si scontra quasi con Alex e i due non la tengono in campo. Braga si gira su Victor Mello, calcia ma sul fondo, non c'è fallo, rimessa dal fondo per Ducci. Rientra Di Luccio,
Lolo Suazo, Dimas, Maxi Rescia lo ferma, calcio d'angolo, rientra Tuli insieme a Josico. Alex, Everton, Lolo Suazo carica al sinistro ma torna da Alex, ancora i due che scambiano. Alex, Lolo Suazo, Alex, Lolo Suazo, Everton, Di Luccio, Lolo Suazo calcia male ma colpisce Maxi Rescia, ancora Lolo Suazo che ci riprova sul fondo. Tuli tiene palla e serve Rescia, non ci arriva, rimessa per la Sandro Abate, rientra Di Luccio, rientra anche Liberti. Alex, Lolo Suazo intercetta Josico, Di Luccio preferisce il corner, palla fuori per Lolo Suazo. Everton, 2:45 al termine. Lolo Suazo, Alex, Di Luccio, Lolo Suazo, Alex, Everton, Alex, palla per Di Luccio che riesce a metterla al centro, salva Maxi Rescia sulla linea, che la palla con un effetto strano stava entrando in porta, non so se c'era stata una deviazione. Rivediamo, deviazione di Everton che poi sotto porta si è divorato il 3-4. Che occasione per il numero 22, che salvataggio di Rescia. Non è finita, dai, non è finita! Lolo Suazo, Di Luccio, Everton, Lolo Suazo, Alex, Everton, Lolo Suazo in buca, intercetta Tuli, ci prova Liberti, la palla resta lì, alla fine va via Josico, Josico la giocata, viene fermato da Lolo Suazo, riparte Everton, ancora Alex, intercetta Liberti, 1:45. Crampi per Tondi. Dai Fabio! Non giochi da 3 mesi, mi cambia. Gioco ancora fermo. Si riparte Di Luccio, Alex, Di Luccio, Lolo Suazo non riesce a servire Everton, passaggio lungo, 8:38, ultimi 98 secondi al termine della gara. 2-4 il punteggio per la L84. Raguso, lotta Tuli che guadagna, non guadagna una rimessa perché per la Sandro Abate ora Everton, il portiere di movimento di Basile, e c'è Victor Mello al posto di Di Luccio come giocatore di movimento. Alex, Lolo Suazo, palla che resta lì, ci prova Tondi, palla che forse ha colpito il tetto del palazzetto. Rivediamo la conclusione di Lolo Suazo, respinta. Tanto problemi per Everton. Forse abbattuto dalla conclusione
dello stesso Lolo Suazo. Se ne ha ammonito qualcuno. Abbiamo visto la segnalazione da parte dell'arbitro. Devono nuovamente effettuare il cambio Everton e Di Luccio. Non è stato fatto in maniera regolare secondo gli arbitri, anzi con Ducci. Rientra Di Luccio come portiere di movimento. Un po' di confusione in questa circostanza. Eccolo qui il numero 16. Alex, ultimo giro di lancette qui al Pala del Mauro. Victor Mello. Di Luccio. Lolo Suazo. Victor Mello. Sempre lui. Maxi Rescia. Lo ferma, calcio d'angolo. Ora è il momento nuovamente di Everton come portiere di movimento. Eccolo qui il numero 22. Lolo Suazo, Alex, Everton. Lolo Suazo, Alex, spalle alla porta, si gira. Dimas. Alex. Tondi dice di no, poi Liberti vuole far correre Josico, era buona l'idea. Passaggio un po' lungo del numero 9. Lolo Suazo. Everton intercetta Maxi. Partita sontuosa dell'argentino. Lolo Suazo, Victor Mello. Everton. Lolo Suazo in buca. La palla resta lì, Alex non calcia. Poi Tondi subisce il fallo del numero 11. Arriva il primo fallo della Sandro Abate a 10 secondi dal termine. Siamo ormai ai titoli di coda di questo recupero della nona giornata. Tanto rivediamo l'occasione qui. Lolo Suazo ci prova, Cuzzolino, anzi Liberti in estirata, ferma tutto. E gran parata qui di Tondi allo scadere. Che evita il 4-3. Non c'è più tempo, finisce qui. Vince la L84 che spugna 4-2. Il Pala del Mauro e batte la Sandro Abate, settima vittoria in campionato per la squadra piemontese, che sale a 23 punti in classifica e si prende il secondo posto in solitaria. Si ferma dopo 2 vittorie di fila la corsa della Sandro Abate, allunga invece la striscia a 7 risultati utili consecutivi. La L84. Andiamo per un veloce recap con il vantaggio di Rescia, il pareggio di Lolo Suazo, le reti di Cuzzolino e Fortini per l'1-3 con cui si è andati a riposo ad inizio ripresa, l'1-4 di Fortini e poi il 2-4 di Lolo Suazo. È tutto dal Pala del Mauro, ci risentiamo alla prossima gara, sempre in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.